Ma ciao a tutti amici da Napoliello 87. Buonasera ragazzi. Buonasera, come state? Tutto a posto? Andiamo a vincere questa partita, ragazzi, che è fondamentale per il nostro Napoli per mettersi da solo al primo posto, visto che il Milan ieri sera ha preso due bistecche, anzi quattro bistecche, sono raddoppiate le bistecche, quattro bistecche dalla Fiorentina. Bene, bene, il Milan ha perso, sicché vediamo di approfittarne di questa sconfitta del Milan, anche se l'ostacolo non è facile perché anche l'Inter vuole vincere questa partita per mettersi in corsa per accorciarsi la classifica con Milan e lo stesso nostro Napoli. Però speriamo di vincerla noi o quantomeno male che vada un pareggio, ma non perdere perché se perdiamo si fa difficile. Intanto saluto Giada, ciao Giadina, buonasera. Come sempre affamo pubblicità al canale, grazie Giadina. Buonasera a Carmine e Forza Napoli, buonasera Daniello, buonasera frate, Forza Napoli. Mi raccomando ragazzi, lasciate l'iscrizione, vabbè già siete iscritti, condividete con i vostri amici però la live, lasciate un bel like per supportare la live. Poi se volete fare una piccola donazione trovate in descrizione tutto, anche per seguirmi sugli altri social, Facebook e Instagram. Vai Napoli, vai! Asciuta paz! Condividiamo la live. Ecco qua un big match, quando siamo usciti pazzi. Oh, hai saputo? Lo sappiamo, è abusata, ma è impossibile resistere a questo gioco di parole con buona... Ma Napoli, vai Cinuzza! Che cazzo fai? Ora comincia da zona mamma. Che cazzo fate? No, comincia se blocchiamo. Cominciamo buono. Cominciamo buono. Nella quale il Napoli cerca la lungo dopo la sconfitta del Milan ieri contro la Fiorentina. Dobbiamo approfittarne di questa cosa. Allora, andiamo con cosa. 57.000 persone che ovviamente super partita. Intanto saluto anche a Pasquale Cataldi. Buonasera Pasquale e Forza Napoli. Ragazzi, mi raccomando, condividete la live e lasciate like, che è importante. Dai, Camma vinci, vai Napoli, vai, e schiattammo la capa. Non sarà facile, ma a me schiatta la capa, a prescindere. Stai zitta, lì. Non va a studiare. Eccole qua, voglio una poca su una pala. Allora, intanto dobbiamo vincere per andare a più 3, assolutamente, Pasqua. Aniello, oggi dovete vincere per andare a più 3, da interista meglio il Napoli che il Milan. Grazie, Aniello, grazie. Amma vince, però io penso che anche tu vuoi vincere, però speriamo di portarla a casa noi, che siamo in Napoli, Amma vince assolutamente. Vai Napoli, vai! Ali Napoli, Ali Napoli, Ali Napoli. Da questa settimana torna in campo in contemporanea le squadre sia pure da accessi diversi. Con le maglie bianche, voglio con le maglie bianche in Napoli. Ecco anch'issa, vai anch'issa, facci vedere Lorenzo, capitano, facci un gol. Siamo qui a San Siro con la live a casa di Napoli per Inter Napoli. Primo posto in ballo per il nostro Napoli. Andiamo a Milano, mangiamoci lo serpente, perché lo serpente sta sempre sotto per la Maron. E facimmelo vedere che sta sotto per la Maron. Vai Napoli, schiattammo la capa. Siamo in live con Napoliello 87. Forza Napoli! Vai Napoli!
Camera pure il Siglia, buonasera il Siglia, buonasera a stanza. Adesso che è il signor Valeri alla 310ª presenza in Serie A quinta stagionale. L'abbraccio fra Inzaghi e Spalletti che si sono spesso ritrovati l'avversari. Eccoli qui i protagonisti. Vi ricordo che si gioca con l'iniziativa Io leggo perché, con i capitani che si consegneranno una cosa del libro, ci faranno capire di più. Ma schettata, vai là! Con le maglie bianche azzurre con Maradona. Seppure in azzurro, oggi sono bianche con le rifiniture in azzurro e con Maradona stampato in onore di Diego. Sono stati 2 anni non banali qui. Non ci sono stati grandissimi applausi, ma perché il pubblico era vai Napoli, vai, schiatta la capo, parla per che mi si può. Ma amo va. Non fa caldissimo questo San Siro, ma fa le più. Non è quel caldaposo un po' fresca. Andiamo anche per gli ultimi flash per trattare dei Insigne. Il Napoli è forte, il Napoli è forte, c'è la poppa, facciamo vedere che si va, Andanovic è grosso, Insigne è un piccoli. Lo staff medico del dottor Raffaele Canonico del Napoli ha voluto intensificare il numero dei controlli dei tamponi ed è emerso fammi vedere chi sei, fammi vedere chi sei. Ovviamente non per situazione da monitorare, queste intanto sono le scelte da parte di Simone Inzaghi, due novità di formazione rispetto al match precedente con Ranocchia. La Ranocchia, la rana, fa craccà la rana, fa craccà. Fa male. Dai che siamo più forti, dai che siamo più forti. A Roma non chi Luciano, dai che siamo più forti, facciamo male. 4-3-3, Ospina, Di Lorenzo Ramani, Koulibaly, Mario Rui, Anghissà, Fabio Ruiz, Zelischi, il nostro centrocampo fortissimo, Insigne, Osimhen e Lozano in attacco, manca Politano per il Covid, manca Demme per il Covid, ma comunque Demme era una riserva, visto il centrocampo forte che abbiamo, Anghissà, Fabian e Zelischi, però Lozano prende il posto di Politano che era un titolare. Comunque Lozano che deve far vedere quando vale, dato che ha detto che vale più che giocare a Napoli, facci vedere quando vale stasera. Maron, qua si è bloccata una volta, fa moccacchire. Da zona, cominciamo. Siamo quando ci sono Napoli, fa posto, fa. Da che la dazzone di Sorad. Hai scattato un capo, da zona. E voleva pure il doppio utente, volevamo, ti chiamo Vacrabacci. Poteva la partita, maledetto, che tu sei maledetto. Da zona, connessione fallita, maledetti, siete maledetti. Luca e Dan, un pari, grazie, no, ma speriamo che vince un Napoli, Luca, che si addi, deve vincere un Napoli. Ma guarda, lasciate like, mi raccomando ragazzi, lasciate like. Laccate. Mettiteci la like, la laccangata. Napoli va. Già se ne è fuita. Sì. Rino non c'è, comunque salutiamo Rino. Quando arrivino, ha battuto a Ris. Comunque Rino, ciao, anche se non ci sei mi sta guardando. Ciao Rino, forza Napoli, schiattammaca. Una volta mi sta guardando. Cali tu sono pregali sul nostro Koulibaly che oggi non va a passare nessuno. Vai KK. Vai Napoli, vai, siamo già a un minuto.
0-0, anzi 2 minuti di gioco. Subito scintille con Correa, vediamo. Eccolo qua l'intervento. Calcio di 200 meter. C'è stata la rotazione, la saltetta in nazionale fra Lautaro e Correa. 100 minuti per Lautaro, 80 per Correa. Napoli, mi fai moderatura, poi ti faccio piano piano ti faccio, aumentiamo gli iscritti e ti farò moderatura, aumentiamo un po' gli iscritti, dai. Intanto c'è da segnalare 4-2-1 per quanto riguarda il Napoli, non 4-3-3 perché la posizione di Zielinski è nettamente in verticale con Osimhen, a cercare di trovare quello spazio alle spalle del centrocampo dell'Inter, ma soprattutto quello che abbiamo detto prima, a limitare la costruzione di Brozovic. 4 fischi in 3 minuti, non c'è male, uno ogni 45 secondi. Non è un po' schiassa. Palla che c'è Ronaldo sempre verticalmente, 1 contro 1. La pressione da parte di Lorenzo, il cross profondo sul secondo palo, cercare di inserire dentro di Darmian. C'è l'anticipo di testa, ma il pallone aveva già superato la linea. Una capa storta. Sarà rimessa dal fondo per il Napoli, quello pieno per Perisic, poi vediamo che iniziativa. Anche di fabbrica dell'Inter, no? Quinto opposto per il quinto dall'altra parte, cioè quelli che vanno a chiudere sul secondo palo, che tracciano una linea immaginaria tra sé e il secondo palo avversario e corrono per andare a fare quella chiusura. Perisic a segno contro Matta, 32esimo gol per lui nazionale, ma meno uno da Mandzukic, terzo di sempre della storia della Croazia. Insigne, vai. Che prova a salire, c'è Zielinski a sostegno, Insigne preferisce tenerla, il colpo di ritorno per lui, dopo lo scambio con Fabian Ruiz. Fallo su Osimhen. Falloso, calcio di punizione per il Napoli. Seria Macchedo, quindi nazionale contro il Malawi. Roberto su Osimhen che stiamo rivedendo. Da parte di Lautaro. Fallo su Osimhen. Anghissa segno con la sua nazionale contro Malawi. Sia Osimhen che Anghissa hanno conquistato la qualificazione. In Africa sono rimasti in 10 a giocarsi 5 posti per i mondiali. Sia Nigeria che Camerun fanno parte di questi 10. Occhio al calcio di punizione con Mario Rui, con Insigne dalle parti del pallone. Vai Napoli. Siamo a 4 minuti, vai Napoli. Mamma mia, lunga di poco. Bravo, bella azione, bravo. Bello il cross di Insigne a cercare di Lorenzo, di poco lunga, peccato. No? Koulibaly che va dentro ad attaccare il secondo palo, però non è riuscito perché l'Inter lo sa e si è messa a schermo davanti a questa posizione. Di Lorenzo carico dal punto di vista realizzativo, gol contro l'Hellas con la maglia del Napoli, gol per 1-1 contro la Svizzera all'Olimpico con la nazionale. Barella, arriva Mario Rui, in vantaggio. Vai, sì. Vai, mamma mia. Bella. Ancora Fabian con il Oh. allontana la scrigna, un clip impazzito. Ancora Fabian può tenerla, ma con Mamma mia. Bravo Fabiano, bravo Napoli. Vai così. Vai, partiti forte su. Chi la sta vedendo la partita? Chi la sta vedendo la partita? Tutto quanto la prima. Almeno io la sto guardando su DAZN. possesso per l'Inter, i bastoni della zona. Si è bloccato DAZN in questo momento. Mi dispiace. Ti capisco. Ti capisco, sì. Su DAZN te ne capricci. Tocco verticale verso Lautaro, sponda sul Cialanoglu, la copertura di Rachmani. Bravo a Cussiglia, bravo a Cussiglia. La cimma la mala a Sinter. La cimma la mala. Non facciamolo giocare. Parole dolci quelle di Spalletti mentre partita sembra sempre che non ci arrivi, ma ci arriva sempre Brozovic. Qui ci è arrivato Fabian rischiando qualcosa sul tocco di Ospina. Quindi Rachmani con il pallone servito verso Di Lorenzo, Zielinski con il tacco afficato per Anghissa. Fallo! Mannaggia la miseria. Okay. Sull'altro fronte, 1 contro 1, Di Lorenzo in pressione su di lui, arriva anche la doppia rimarcatura, palla in mezzo. Che ha preso benissimo il tempo su Koulibaly, che rischia anche di farsi male nel suo gioco di campo. Vediamo tutto. Il corso in mezzo, ottima scelta di tempo, palla. Alta. Però qua mi sa c'era fallo su Anghissa. Sì, perché la palla col fianco leggermente, secondo me Anghissa cercava l'appoggio sul
Barella, no? Perché in quel momento lì va anche in questa è una bella scena. Questa è bella, perché se non abbiamo visto male, mi sta semplicemente dicendo ok così, hai ragione, è una forma di collaborazione. Detto Pichino, buonasera, Ciano Purella, ti volevo fare i complimenti. Volevo sapere però una cosa. Sia lui che Koulibaly hanno avuto bisogno di qualche istante per recuperare la condizione. Voglio monitorare le condizioni di Koulibaly. C'era zoppia per lui dopo Che è sto coso? Ma tu stai buona, ma tu per caso non sei Alessio? Per caso? Perché tu ti fai questi nomi strani. Dica cosa ci ha capito, frate? Facciamo la faccia, facciamo la. Si è aperto Darmian e però ignorava, alla fine era un passaggio in zona Andanovic che oggi va a 528 in Serie A, meno 4 da Albertosi che è il decimo in classifica in assoluto della storia della nostra Serie A. Dovazzi già in da capo. Darmian sull'altro lato, il colpo a cercare proprio Darmian, l'idea era quella, ma i tempi dell'esecuzione non si sono intrecciati bene. Avrà tempo di guardare, aveva anche Perisic libero sulla sua verticale, si è lamentato molto Perisic, però l'Inter come passa la prima, dato che vediamo la palla di prima, quella che dicevi tu, l'anticipo, no? Da parte di Lautaro su Koulibaly era convinto di prendere la palla, ma la velocità di Lautaro, Paletti chiama la squadra. Stavo dicendo che l'Inter, se riesce a saltare la prima pressione del Napoli, sugli esterni, da una parte Perisic, dall'altra Darmian, riescono sempre ad avere la libertà di gioco. Possesso Napoli con la salita da parte di Fiorenzo. Comunque buon inizio di partita in grande ritmo. 9 minuto, Fabian. Per Fabian 3 gol in carriera contro l'Inter, una doppietta a Napoli contro l'Inter di Spalletti, maggio 2019 e soprattutto un gol A Napoli, vai! In semifinale era andato poco prima del lockdown, che poi di fatto è stato decisivo per la qualificazione per la vittoria del trofeo. Palla verso Zielinski, che apre ancora orizzontalmente, la pressione di Cialanoglu, poi perfetta la scelta di tempo da parte di Perisic, che trae anche frutti del lavoro del compagno. Poi con calma sceglie la salita da parte di Skriniar, che va verticalmente su Barella, ma non lo trova, è tutto fermo perché c'è stato il contatto con Osimhen, arriva anche il cartellino. È una pressione forte quella del Napoli, non è una pressione normale, non va a chiudere la palla e chiudere gli appoggi vicini, diventa quasi una guerra uomo contro uomo, qui Osimhen prende il cartellino giallo per la troppa foga, sì, la troppa foga dell'andare a levare questa palla, probabilmente è qualcosa di dentro Spalletti, i primi 20 minuti partiamo forte e andiamo pensando subito a morire, se giocare un cartellino. Subito giallo. Sicuramente, nonostante visto per fare un intervento un altro bel momento di fair play, in cui tasso agonistico elevato ma correttezza e fair play in campo. Intervento di Osimhen, protagonista di un ottimo avvio di stagione. Andiamo Napoli! Sei al quarto posto nella classifica delle parate della Serie A, grande crescita. Al primo c'è Ospina, rischia tanto quelli che ancora non c'è con Skriniar, Osimhen per un attimo, poi combatte ancora Skriniar, risolve problemi. Darmian, numero di Darmian, intervento di Fabian. Bravo Fabiano, bravo, va bene così, non facciamoli giocare, non facciamoli giocare. Buonasera Mariano, buonasera, Forza Napoli. Tutto a posto Mariano? Grande Calidou. Vai, Zelu. Insigne. Siamo all'11° minuto, ragazzi, 0-0. Spalletti sta rimproverando tanto Osimhen, ancora prima della munizione gli aveva detto che non c'era bisogno di andare a pressare così alto, lo vede molto agitato, deve stare più calmo. Sì, la gestione psicologica proprio Osimhen ha provato con il destro, poi è lui stesso a reclamare l'attenzione dell'arbitro perché ranocchia e contrasta dopo tutto. Ali, Napoli, Ali. Guarda, calcia, non prende la palla e poi finisce nel ginocchio. Assolutamente senza cattiveria. Per cui Ranocchia mima, è stato lo stesso Osimhen a reclamare l'attenzione dell'arbitro per consentire subito i soccorsi al difensore dell'azzurro. Palla
verticale. Per vantaggio Rachmani sulla pressione da parte di Lautaro, non si fida, il concede della push, la rimessa da attraverso l'attacco all'Inter. In questi minuti fa la differenza la pressione degli attaccanti sui difensori delle due squadre. Per il momento si vede meno gioco in costruzione, più grande aggressività. Pronto Perisic, per la rimessa con le mani. Nata per lui dal punto di vista di gol e assist, è stata proprio con Luciano Spalletti all'Inter. Ma la rimessa profonda Perisic a cercare dentro Correa, pallone che rimbalza, alla fine chissà, ma cercare Ma Napoli, vai Osimhen. Vai, Victor. Ma grande. Ancora Osimhen, si fa vedere Lozano, cerca chissà, e infatti viene servito proprio lui. Lavora il pallone in lontano del Napoli, Fabian, il giro della zona di Mario Rui, si è aperto Insigne, altro appoggio verso Koulibaly, grande ancora la parte di Brozovic, poi Lautaro, altro contrasto con Koulibaly, Maia. calcio di punizione a favore dell'Inter, 13 minuti sul cronometro, proposito di Koulibaly, non perdetevi linea diretta, insomma tutta la forza e il carisma del calciatore e dell'uomo. Uno dei contributi assolutamente da non perdere sulla nostra app. Abbiamo rivisto prima la buona protezione della bandiera. Grande Koulibaly, sia via. L'esterno adattato, no? Quando fa la fase difensiva, devo dire che è migliorato molto. Inzaghi lo ha un po' catechizzato, no? Sui tempi dell'esterno. Koulibaly. Cambia tutto verso Darmian, la mette giù con il petto, c'è Barella in quella zona, Darmian vuole centrarsi, evita l'arrivo di Fabian, palla verso Barella. Attenzione a Barella. Appoggio su Brozovic. Arriva a sostegno Cialanoglu, prova ad andare verticalmente, Correa riesce a tenerla viva in zona bastoni. Altra apertura, scala di Lorenzo in pressione. Vedi Cialanoglu, può provare a impostare, trova il corridoio verso Brozovic, ancora Brozovic, si è aperto Barella, il tocca per lui. Sale, Insigne in pressione, Barella, la finta. Ancora Brozovic. Per un attimo pensa a Skriniar, poi lo innesca qualche metro più avanti, ancora Skriniar, Brozovic ancora, la pressione di Insigne, combatte, grande Koulibaly. piazza la bandierina, tutto fermo, prova Cialanoglu, gioca per qualche istante. Perché se Brozovic aveva portato la palla per se stesso. Andiamo Napoli. Siamo a 14 minuti, 0-0. È tosta la partita. Però abbiamo il nostro muro difensivo un po' a passanino, fuori gioco. È fuori gioco, è inutile che poi chiama Mandarin. È fuori gioco. Lascia solo le vie esterne da me e i giocatori dell'Inter che ha iniziato meglio questa partita. L'arbitro reclama l'attenzione di Mario Rui e alla fine batte questo calcio di punizione e lo fa sul lato di Di Lorenzo. La pressione di Correa su di lui, raddoppio di Cialanoglu. Grande Giovanni Sifo. Bello, vai Osimhen. Peccato. Bravo Di Lorenzo. Bravo. Osimhen lo tengano. È difficile per Osimhen stasera perché viene raddoppiato. Non è facile. Capiscano che Osimhen se lo lasci solo e gli dai spazio è un casino proprio. Che lo stringano in modo che non prende il pallone, che se lo prende so cazzo. Attenzione però, brutto buco Darmian, mamma mia, meno male a sbagliare, meno male. Buonasera Giovanni Salvati, buonasera e forza Napoli. Se sei nuovo iscriviti al canale e lascia like, grazie. Sì, è assolutamente l'unico probabilmente rimproverato finora da parte di Spalletti, sempre Osimhen, perché sbaglia la posizione in cui mette. Senti quando ha il pallone in Napoli, prima partiva da sinistra, lo vuole più centrale quando il pallone Koulibaly. Pronto per il mio Spina. Vai Napoli che siamo forti, vai. Schiattiamo a capo, vai. Vai Osimhen, mannaggia, vai via un pallone. Bella Osimhen, vai insieme. Vai Lorenzo. Bella. Mamma mia, Piotr! Che gol ha fatto, Zelinski! Mamma mia, questo sei tu.
Che gol, mamma mia Zelinski, mamma mia, 17esimo, vai Napoli, grande gol, mamma mia, mamma mia, mamma mia Piotr, che pietra gli ha tirato Piotr, che pietra, a pare l'Andanovic, a pare. 1-0 Napoli, 1-0 Napoli, a fa Mouk. Quando si forte, che pallone di Insigne però, ma guarda Zelinski che si posiziona, una bella cannonata dove Andanovic viene bucato, grande Piotr, me lo sentivo che segnavi stasera, grande Piotr, 17esimo, Inter 0, Napoli 1, ma fa Mouk. Aggiorniamo risultati, mamma. Lo so, è presto, però voglio usare uscito pazzo. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Napoli torna campioni. Oh. Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Attenzione, voglio. Sono un tifosissimo della Salernitana, amo Napoli, grande Giovanni. Buonasera Bubugugu, buonasera ad Andrea Stefanelli, grandissimo al momento giusto, grande. Voglio lasciare like e condividete, un Napoli vince stasera. Ci due pazzi tutti quanti, usciamo pazzi, faceteci uscire pazzi. Marco Lamatta, buonasera, siamo troppo forti, forza Napoli, siamo forti. Ah no, facciamola male, ancora, nato gol. Voglio nato gol, facciamola male. Un secondo gol, vai, raddoppiamo, vai Napoli. Diciamo più niente, raddoppiamo, che poi non veniamo niente, che è presto il campionato, però intanto vincere a Milano sarebbe già qualcosa di grande. C'è ancora tutta la partita, però forza Napoli. Anche io ti voglio bene, attenzione. A Koulibaly non si passa, Calidou. Ma Mario, ma bravo Lozano. L'Inter, probabilmente per quel contatto con Koulibaly e Lautaro. Zelinski prova ad andare via. Alla fine Bastoni in vantaggio, quindi Skriniar da ultimo uomo, non si fida e sceglie Andanovic. Occhio alla pressione di Osimhen. Ancora pallone girato su Ranocchia che rischia con Lozano, riesce a cavarsela, sarà possesso Inter. L'Inter in precedenza ha creato un'azione come vuole Simone Inzaghi, due attaccanti in verticale, Correa che viene incontro, Lautaro che parte in profondità, quella è la situazione dove l'Inter può trovare campo centralmente. L'Inter che cerca il primo successo contro una delle 7 sorelle, anche la Fiorentina si candida a fare l'ottava sorella, vista la classifica, ma insomma diciamo le 7 che ai nastri di partenza sembravano un filo avanti, e qui 3 pareggi e la sconfitta olimpica contro la Lazio. Negli scontri di alta classifica, Darmian appoggia ancora verso Skriniar, Ciaranoglu con la giocata verso Darmian, questo lato c'è Barella più centrale, Lautaro in fondo in mezzo, Correa, Lautaro grande KK, vai no, ripartiamo che ora dobbiamo difenderci bene e ripartire. Attenzione, grande Rachmani. Andiamo.
Teniamo. Aniello, mi sento anche napoletano. Ci separano 50 km. Bene, bene. Speriamo la Salernitana si salvi. Speriamo che si salva la Salernitana. Però oggi brutta partita, peccato. Ha perso, ho visto. Quando la fai la live con Asso di Roma? Sta cercando napoletano e tu stai fermo, voglio. Non ha tagliamo un macchina macchina. Check, possibile rigore per l'Inter. Mi sono perso l'episodio, favore. Rossi di Darmian. Koulibaly. Ma era girato. No, ce l'aveva attaccato al corpo, dai. Andiamo subito a Luca Manelli. Luca. Ci sarà un interview. Forse tocca dopo il braccio aperto, però. Boh. Ah, sì. Intanto è gradeciato per Simone Inzaghi per potersi da parte di Vanelli che adesso va a vederselo al monitor. Io ho parlato di te in live e ti ha procurato iscritti. Grazie Bubu, grazie mille amico mio. Cirino Costanzo, buonasera, forza Napoli, grande Cirino, iscriviti al canale se sei nuovo, fratello, forza Napoli che porti tutti i contenuti sul Napoli e anche su altre squadre, ma soprattutto del nostro Napoli. Pare? Credo che l'azione dell'Inter sia stata un'azione talmente veloce che anche valutando dal campo e poi dopo si vede questo braccio aperto. È anche interessante la scelta del rigorista in casa Inter perché ha sistemato il pallone sul dischetto, non Lautaro, ma Cialanoglu. Allora è rigore, mannaggia, mi sa rigore per l'Inter. Contro Spina. 24:30 sul cronometro. Cazzo, in rigore. Al 24esimo. Cialanoglu contro Spina. Tutto pronto, pallone sul dischetto. Parte con il destro. Pareggio dell'Inter, Cialanoglu al 24esimo. Molto bene Cialanoglu di collo, angolato a pochi millimetri dal palo. Su rigore Cialanoglu, ragazzi, 1-1. Ah sì, ce l'aveva un po' largo Koulibaly, però ma non lo so. Abbiamo sentito l'ovazione del popolo nerazzurro per il rigore del 1-1, qui stiamo rivedendo l'azione con Barella, il braccio largo sinistro di Koulibaly, come ci ha spiegato in diretta Luca Barelli, la review al VAR, il pareggio. Dunque, con Cialanoglu che Vabbè, non mi fa, che cazzo mi fa? Riuscire ad arrivarci. Stava in campo in nazionale la titolare contro il Gibilterra e Montenegro, ovviamente reduce dal secondo gol in campionato, quello del derby. Che culo è merda, proprio rigore. Adesso ha trovato il terzo, la segnato anche contro il Genoa nella prima parte della stagione, la prima giornata. Lorenzo fermo, va a riprendere la posizione, 26. Donato risultato, purtroppo abbiamo aggiornato il risultato 1-1. Ha pareggiato l'Inter. 24 minuti 1-1. No. Per in tutta la campagna siamo orgogliosi di Napoli, grande Giovanni. Peccato per il pareggio, mannaggia. Mannaggia. Ce l'aveva largo il braccio, sì. Mamma mia. E questo sta sorprendendo il Napoli. Pronto Cialanoglu sul buco di battuta, occhio ai saltatori che sono 6 nell'area di rigore del Napoli da parte della squadra di Inzaghi, la battuta di Cialanoglu in mezzo e il colpo di testa di Koulibaly, ci pensa lui, ma il braccio che ci rimette in mezzo, il colpo di testa di Lorenzo che allontana, Anghissà anticipato da Barella, poi il tocco di Ranocchia che era in posizione di offside, tutto fermo, sarà il calcio di punizione per il Napoli, primo piano per Ranocchia che
che sembrava anche a occhio nudo di non sai che intanto ha battuto Spina, c'è stato un rimpallo, attenzione, torniamo in diretta perché sta succedendo una situazione abbastanza surreale. Alla fine l'Inter perde palla, Rachmani, era evidente la posizione di offside di Ranocchia prima, Koulibaly, un po' di difficoltà in Napoli su questa gestione, Rachmani sulla pressione. Mannaggia. Ma vince sempre il Napoli, tranquillo. Speriamo, Cirino, Costanzo, speriamo. Dai. C'è il rigore, purtroppo sì, perché ce l'aveva un po' staccato il braccio. Però a me mi è sembrato che ha toccato prima quello che era piegato e poi quest'altro ce l'aveva un po' aperto e poi ha toccato anche il secondo braccio. Purtroppo, però ce l'aveva, il volume era largo il braccio di Koulibaly, il secondo braccio. Perché Rino non lo so addossare, non lo so. Speriamo bene, ma almeno ci porta un po' di fortuna. Speriamo bene lì. Forza Napoli, andiamo Napoli. Sia sul gol del Napoli che sulle occasioni migliori dell'Inter. Intervento da parte di Mario Rui, Barella che lo anticipa, Anghissa prova a contrastare in Correa, palla che arriva ancora nella zona di Barella, dentro ci sono 3 giocatori dell'Inter, Darmian e poi il tocco morbido, Anghissa, poi allontana Mario Rui, non trova palla Insigne, rimessa laterale per l'Inter, Spalletti è arrabbiato, fuori dalla zona tecnica. Che rigore lo so Andrea. Purtroppo ora li danno qualsiasi cosa. Peccato, pareggiare, cioè, ci siamo fatti pareggiare così è peccato, perché stavamo giocando bene, stavamo tenendo anche bene in fase difensiva. Gli episodi ti cambiano una partita, ti cambiano. Prezioso del recupero. Dai, è lunga la partita, dai. Siamo solo alla mezz'ora del primo tempo, è lungo. Sulla parata vediamo il rigore calciato, guarda, tocca anche la base del passo, è talmente angolata che tocca la base del passo. Appeso quasi per prendere Zielinski, la verità è che ha calciato un rigore perfetto perché non si poteva assolutamente prendere. E anche Dzeko non al meglio, saltato anche la parentesi con la nazionale, sembra più che mai in prima partita. A me mi è cambiato perché c'è la posizione di Barella che sta mettendo in difficoltà Fabian Ruiz, perché come passo non lo segue, cioè Barella sta più alto, no, di Fabian Ruiz, dovrebbe essere a uno con lui e cerca un rimedio con Insigne che viene a raddoppiare all'indietro, ma Mario Rui rimane a uomo con Darmian. È la mezz'ora ed è 1-1 ed è San Siro, Inter Napoli, il vantaggio di Zielinski, il pareggio sul rigore di Ciarnoglu. Centrocampisti al potere. Skriniar alla verticale, Koulibaly in vantaggio su Correa. Poi tocco la parte di Skriniar dell'ultimo, la rimessa del sta chiamando Zielinski, mi sembra Spalletti, perché vuole quella posizione lì alle spalle di Osimhen, vuole che sia più determinante. Lo è stato in caso nella costruzione del gol, ma non può essere. Vai Ospina, no. Comoda la presa in anticipo per Ospina, che prova subito a mettere in movimento Lozano sull'altra fronte. 1 contro 1. No, so è nostro. No. Bravo Ciucchi, vai, fatto valere Ciucchi, dai. Vabbè, si sono scudetto Milano fa contento. Dai, voglio, siamo fiduciosi, dai, è lunga la partita. C'è un'ora di partita, è passato solo mezz'ora. Vai Koulibaly. Mario, Koulibaly. Ancora Koulibaly all'impostazione. Nuovamente Mario Rui. Finisce 1-3 fratelli napoletani, da un catena. Speriamo, dai. Vai Ciucchi. È nostro. No, Qui Lozano, tornato ovviamente con tutti i disatti dei voli intercontinentali dal Canada, sembrava che potesse avere una possibilità, ma invece lo ha preferito. Avevo schierato al primo minuto quest'oggi Spalletti, mentre qui il contatto, Lozano voleva la rimessa con le mani a suo favore, assistente che invece guardata a Bastoni, pronto, la rimessa con le mani.
la sponda, l'appoggio verso Lautaro che viene anticipato. Altro giro palla, stavolta per il Napoli con Mario Rui. Quindi Koulibaly, la pressione di Lautaro. Palla girata verso Di Lorenzo. Nuovamente Rachmani. Di Lorenzo. Rachmani. Napoli, Pesayan, Napoli vincerà 1-3, speriamo, dai. Desox, buonasera, ti voglio bene, ma forza, no, forza Napoli, Desox, lo so che, ma forza Napoli. Ciro Costanzo, tutta Catania è con voi, grande Cirino. Speriamo sto Catania viene in Serie A, dai, prima o poi la voglio rivedere in A e Catania, cugini, i nostri fratelli catanesi. L'ultimo a toccare qui è stato Cialanoglu, rimessa Napoli. Koulibaly. Palla verso Mario Rui. C'è Barella su questo lato. Intervento di Darmian. Tutto regolare. Skriniar. La pressione di Fabian. Skriniar rischia qualcosa, se la cava, calma, il petto sicuro di Barella, la pressione di Fissa sotto gli occhi di Inzaghi. Rimessa del Napoli. Non è convinto Inzaghi, ma assistente arbitro hanno dato la rimessa a Napoli, proprio sotto i suoi occhi. Battuta da Mario Rui, che nella sua esperienza alla Roma con Spalletti ha incrociato ovviamente anche il Dzeko momentaneamente in panchina questa sera. Rachmani. Di Lorenzo. Cerca e trova Zielinski. Palla su Lozano. 1 contro 1 possibile con Bastoni. Va Lozano, stende la parcata dentro Osimhen. Vai, Osimhen. Seconda possibilità. Mamma mia. Seconda se la gioca male. Centrando Skriniar. Qualche potenza da parte di Osimhen che vuole il tocco con la mano. Poi corre più stesso sul pallone. Ancora Zielinski. Zielinski si compie. Mamma mia, ho perso tempo di Lorenzo, che pallone gli aveva dato Zielinski. C'ha miseria. Ma cosa fa? Ma fischia tutta contro, fischia. Porca fa, mamma mia, pure giallo, ti do cartellino facile contro un Napoli, porca fa. Ma cosa? Certe azioni, però la palla in precedenza, che intanto rivediamo rimane un fallo tattico questo della ripartenza dei due attaccanti sempre in verticale, più o meno è sempre corretto quello che viene incontro da Lautaro che attacca la profondità. E adesso sia Koulibaly che Rachmani hanno il giallo, oltre a Osimhen, provati a campo, si viene salto Perisic, tocco dentro a cercare Lautaro, che prova a coordinarsi, palla che finisce larga, provassi Lautaro. È stato bravo qui Lautaro a capire che aveva margine sul difensore avversario, guarda la palla in verticale, per la traccia verticale riesce con un controllo a prepararsi in destro, anche se Correa gli chiedeva questa palla di tacco, guarda una finta di calciare, palla di tacco per Correa. Ultimo gol con l'Inter il 2 ottobre contro il Sassuolo, ultima attuazione contro l'Atalanta, 25 settembre, l'ultimo gol in assoluto il 15 ottobre con l'Argentina. Sono in questo momento 612 minuti senza gol per Lautaro, che comunque non ha numeri negativi per quanto riguarda la stagione. 9 gol per lui nel primo anno con Spalletti, lo ricorderete, in crescita nella parte finale dopo i Cambi. 9 gol per lui quell'anno, 6 dei quali in campionato. Facciamoci la fotocampo, cominciamo dall'Inter, Bernardi. Per raccontarvi un Inzaghi abbastanza arrabbiato ormai per ogni decisione arbitrale che non condivide. Dopo il giallo, dopo l'episodio, diciamo, appunto della revisione al VAR del rigore poi dato all'Inter, Inzaghi è letteralmente furibondo ogni volta che non condivide una decisione di doveri. In generale, a proposito di giocatori, sta parlando tanto con Correa, lo vuole più nel vivo del gioco. Rischiando qui Brozovic, poi il pallone sta per essere messo fuori, facciamo anche un giro dalle parti di Spalletti. Non sta piacendo la gestione della palla del Napoli a Spalletti, anch'io vado sul rigore poco prima, non era piaciuta la gestione del pallone di Rachmani e ha colpevolizzato quasi Ospina per non avergli detto sei da solo, vuole più tranquillità, più calma da quella... Sto soffrendo con te, forse che vinciamo. E poi è nato il rigore, subito dopo gliel'ha fatto presente Ospina, con calma e parlatevi di più. Sì, perché il colloquio è fondamentale, anche perché il tempo è veramente poco e quindi ogni piccolo dettaglio di intesa per i protagonisti di questa sfida è decisivo. Palla verticale verso Darmian e Koulibaly, bravissimo, in vantaggio, in anticipo, chiude
che fanno laterale sull'ottima corsa di Darmian. Lo sempre Darmian, l'uomo che ti dà la soluzione, l'uomo che va in profondità, l'uomo che inizia l'azione, l'uomo che è sempre nel vivo. Ancora Darmian, dopo lo scambio con Barella, palla morbida, secondo palo di Lorenzo, Calcio d'angolo. non si fida e concede il calcio d'angolo, forse voleva servire Ospina, ma quello è un pallone molto delicato, no? Sì, è un rischio quello, perché la palla di Darmian è morbida, puoi allungarla alle spalle, sicuramente non arriva all'avversario, ma chiamare fuori così il portiere diventa un rischio. Calcio d'angolo per l'Inter, 37-25 sul cronometro, a saltare in 6, Perisic, Bastoni, Ranocchia. Attenzione, calcio d'angolo per l'Inter, 37esimo. Nando Osimhen, attenzione però. Bravo Ramani, Fabiano. Bravo Fabiano. Però l'Inter attacca ancora, voglio. L'Inter è un giocatore come Cialanoglu che calcia bene tutte le palle in attivo, soprattutto ai centimetri dentro l'area. Lautaro sfila sempre sul secondo palo. Anche Bobo Alessandro Matri a colloquio, occhio al punto di battuta, ancora con Cialanoglu, palla dentro, i soldi 6 dell'Inter a saltare, anticipato Skriniar, non è finita, Lozano così in anticipo su Brozovic, riesce comunque a favorire il recupero di Lorenzo. Poi il colpo di testa di Perisic, la giocata verticale, la sponda di Skriniar per Lautaro, altra giocata in mezzo Correa. Vai Napoli, vai! Bravo Mario Rui, vai insieme. Vai insieme. Vai Lozano, vai! Vai qualcosa. Vai! Mamma mia, porca puttana! Mannaggia la miseria, mannaggia. Occasione. Mannaggia. Osimhen, mannaggia. Grande giocata di Lozano, Osimhen l'ha presa male. Io vi ricordo ovviamente che attiva la Zonfan, piattaforma di intrattenimento gratuita, su dazonfan.it potete mettere alla prova la vostra conoscenza sportiva e vincere numerosi premi. Possesso Inter, 39 minuti sul cronometro, abbondanti. 1-1 a San Siro, partita bellissima, con gran ritmo, con grande velocità, con grande intensità. Darmian. Qui invocava il pallone, c'erano parecchi secondi. Perisic che alla fine viene servito dal connazionale Brozovic, ancora Perisic. Ranocchia. Brozovic ha l'impostazione, Zilinski in pressione su di lui. Palla verso Perisic in una strana posizione centrale. Occhio a questa giocata, con Bastoni, anche la sua posizione abbastanza strana. Bastoni era finito dal posto del trequartista, Perisic al posto del centrale. Alla fine gestione così è rimessa per il Napoli. L'Inter ha una grande qualità, attacca con 6 uomini, 2 attaccanti che si mettono in verticale e 2 quinti che sono Darmian e Perisic e 2 interni in centrocampo. Sono poche le squadre che vanno con 6 uomini ad attaccare. Se poi si aggiunge anche Bastoni, questa è la mentalità offensiva dell'Inter. Non può segnare, speriamo che segni un altro. È direttamente la parte di Fabian, ma risolve comunque la situazione di Napoli con l'intervento su Lozano e arriva Giallo. Non ha dubbi per il direttore di gara. 41esimo, non è convintissimo, vedete, anche se poi non manca il fair play nei confronti di Lozano da parte di Cialanoglu. Ha monito Cialanoglu, mi ricorda, ha monito anche Simone Inzaghi in panchina dell'Inter, ha monito invece Osimhen e i 2 centrali di difesa del Napoli. Ancora più importante. Mario Rui, Begnanghissa, Insigne, fa girare, prende un po' di campo di Lorenzo. C'è Lozano in quella zona, la copertura di Perisic, palla in out, rimessa Napoli. Rachmani. Questo passaggio su Ospina. Recupero la parte dell'Inter, la giocata dentro a cercare Lautaro, mette bene però da Rachmani. Poi il colpo di testa in anticipo su Osimhen. Palla che resta via metà strada diventa buona per Barella, che poi voleva innescare il movimento di Lautaro, palla troppo profonda. Delle 2 squadre non c'è nessuno che non fa una giocata a 1000 all'ora, cioè non c'è un attimo che tu dici aspetta, qui rallentiamo, qui acceleriamo, qui aspettiamo di essere in superiorità numerica. No, ogni palla è giocata in verticale come c'è la possibilità, da parte di tutte e 2 le squadre. La copertura da parte di Lorenzo per non ottenere la posizione
Buono il lavoro su Perisic, che ringrazia per l'idea. 3 gol stagionali per Di Lorenzo, 2 per nazionale, il quale in Svizzera e quello contro l'Hellas nell'ultimo turno di campionato. Scambio con Fabiani, il rischio che di Lorenzo, arriva Barella, destra. grande Spina. Oh! Grande Spina, grande. Mamma mia Di Lorenzo, però, che rischio. Super Barella nell'anticipo, super Spina nel riflesso. Ancora Che rischio. dalle palle recuperate qui è più importante la disposizione ad andare a pressare il giro palla difensivo che non quanto nel costruire le azioni. Ancora Barella che ha ricevuto la Skriniar, nel corridoio verso Correa, c'è la deviazione e c'è il calcio d'angolo. Niente, sta giocando bene adesso, sta portando tanti uomini ancora una volta, accompagna bene, soprattutto è veloce quando recupera palla. Quindi vediamo la palla laterale, ancora una volta palla recuperata, Barella va a calciare, in questo caso vedi Spina e poi Correa poteva anche stoppare la palla e calciare. Correa la fare molto meglio, l'errore di Lorenzo è grave, ma anche se parliamo del buon pressing dell'Inter che l'aveva costretto a una giocata non facile. Poi Forza Magico Napoli fra un po'. un Correa che poteva fare sicuramente molto di più, occhio a calcio d'angolo di 6, saltare in mezzo alla reazione. Ma che cazzo? Vediamo la gol, è 2-1, attesa un attimo Perisic, no. Attesa un attimo per capire se ci fosse o no la direzione sul suo Calciami, se 2-1 Inter, Perisic. avanti 2-1 con Spina che non è riuscito a intervenire. Ormai è intervenuto quando era Sandri. L'abbiamo detto prima quando era Sandri che calcia in quel modo forte sul primo palo, diventa facile per gli attaccanti, difficile per i difensori. Qui guarda come pazza davanti. E Perisic e questa è l'immagine abbastanza chiara, decisamente chiara del gol del vantaggio dell'azzurro. Grande movimento, la posizione oltretutto molto complicata. Grande anticipo. E come dura un Inter, dunque così Inter in falta prima dell'intervallo. Il difetto potrebbe essere che non c'è l'uomo sul palo, perché l'uomo sul palo poteva essere il giocatore che prendeva questa palla di testa. È una scelta, soprattutto quando hai Cialanoglu che calcia verso la porta. C'è stato anche per un attimo il check sul possibile offside, come avete visto dalla grafica. In realtà c'è ancora la grafica, si vede sotto, si è ripreso di fatto a giocare. Comunque di Perisic, terzo gol in campionato per lui, ci sarà un minuto di recupero. Attacca il Napoli con Anghissà, tentativo di suggerimento verticale, la copertura dell'azzurra, poi il rinvio. Il pallone gestito da Bastoni. Corridoio verso Brozovic che prova a tenerlo. Fabiani su di lui. Brozovic esce con grande eleganza da questa situazione. Poi Perisic contatto, quindi Bastoni sceglie Andanovic. Cominciando il minuto di recupero. Perisic, mannaggia Perisic, esordito, mannaggia. Prima di questa giornata, fin qui invece si va nel senso opposto, ma ovviamente c'è tutto il secondo tempo da giocare. Koulibaly palle verso la Quanto cazzo? c'è la spinta di Lautaro, dunque sarà calcio di punizione per il Napoli, ma ancora una volta per i gol da lì. L'Inter ha preso il gol del 1-0, ha cambiato completamente la tipologia di prestazione, ha cominciato a spostare il baricentro, ha cominciato a giocare in libertà, senza un blocco, diciamo, nelle marcature della gestione del campo. 20 secondi da giocare nel primo tempo. Vediamo se il Napoli prova a ribaltare. Quale concentrazione Inzaghi? 10 secondi teoricamente. Deve sbrigarsi a fare i Spalletti. Mario Rui, vediamo che si gioca. Per scadere il minuto di recupero. E finisce qui la prima frazione con l'Inter avanti di 1. Dopo il vantaggio di Zilinski, il pareggio sul calcio di rigore di Cialanoglu. E poi Perisic col colpo di testa in anticipo sul primo palo da posizione quasi impossibile. Non c'era l'uomo sul palo, Ospina ci arriva con la Madonna, ma quando è troppo tardi. 2-1 l'Inter, prego. Prendete me, vado avanti seguendo le mie idee, ma mi piace anche provare nuove strade. No, un'etichetta non basta per definirci. Nuove strade foglie, bravi e differenti. Scott, Simply Club.
Fai felice tutta la famiglia con Sky Wi-Fi. Passa a fibra 100% fino a 1 giga. Hai il massimo dell'affidabilità in ogni angolo della casa. A soli 24,90 € al mese per 18 mesi. Chiamaci 02 50 50. Kia, movement that inspires. Kia EV6 ispira i tuoi sensi, con ricarica ultra rapida e fino a 528 km di autonomia. Con Cialanoglu quanto vale in una partita del genere un gol segnato all'ultimo secondo di fatto? Noi siamo contenti, dobbiamo continuare così. Lo sappiamo che oggi era una Ah, mannaggia. Che gol a Poglia, abbiamo pigliato un gol da Poglia, abbiamo preso. Poi in nostra occasione avevo. Flash, ma se ne può adesso il rigorista? No, siamo tutti e tre ancora. Che gol da Polli. Vabbè. Come cazzo si fa a piegare così? No. Ah, vabbè. Ma come facciamo ancora a giocare con chi lo sceme Mario lui? No. Nessuna incopertura sul palo, un gol proprio a scemo mi pigliate, Cazzo si fa a pigliare un gol così veramente, un cazzo facciamo? Io non lo so, boh. Ma come si fanno pure gli italiani da terza categoria? Cazzo gol. Pianto un gol e merda. Nel secondo tempo dobbiamo cambiare la testa, sicuramente Pasqua, perché dopo il gol siamo un po' dopo il gol subito sul calcio di rigore di Koulibaly che ha commesso fallo col braccio, dopo il gol subito sul rigore da parte dell'Inter, il Napoli è andato un po' in tilt, un po' in palla, abbiamo fatto giocare l'Inter e poi hanno segnato il secondo gol. Così. Sì, ma stiamo giocando malissimo. Porca infame però. Ovviamente il giorno in cui il Milan perde pure noi ovviamente. Non è così, non lo sai che il Napoli non riesce mai a sfruttare l'occasione. Quando la squadra che è con te prima in classifica oppure quando praticamente il Napoli ha l'occasione ghiotta non riesce mai a sfruttarla. O perde o pareggia.
non riesce mai a vincere, mai a staccarsi. Mai. Se ci fosse una volta che succede quando capita l'occasione. È quello che ti fa fare il salto di guardare, è quello che ti fa vincere qualcosa. È quando in questi momenti qui, quando devi fare il passo più grande, lì si vede se sei all'altezza. Il Napoli in questo momento non è all'altezza. Siamo partiti forti, ci stiamo cagando a mano. Speriamo nel secondo tempo, ragazzi. Speriamo nel secondo tempo cambiamo atteggiamento e portiamo a casa la vittoria. O quantomeno un pareggio, però, ma non perdere, perché se perdiamo male, se si perde. Speriamo in bene, dai. Speriamo in bene. Arbitraggio scandaloso, ma serio. Ci ammonisce tutti i giocatori nostri, solo a noi, sempre a noi ammonisce. Allora, tengo un cartellino facile con noi l'arbitro. Alex. E niente. Speriamo nel secondo tempo, che va a girare, voglio. Che va a girare. Alessandro Forte, ma appellarsi all'arbitro è inutile. Dopo il gol stiamo giocando malissimo. Questo sono d'accordo con te, Alessandro. Che il Napoli dopo il gol subito sul rigore di Cialanoglu ha giocato male, ha concesso all'Inter e alla fine hanno trovato il gol del 2-1. Che poi che gol scemo che abbiamo preso, ma come si fa a prendere un gol così su un calcio d'angolo che nessuno è sul palo del portiere? Ma come cazzo si fa più un gol così? Io non lo so. Ma... Ciao Ian, ben ritrovata. Buonasera D'Angelo, dai, pareggiate, Inter solo rigori segnano. Speriamo Angelo, speriamo. Alessandro, calcio d'angolo del gol del 2-1 regalato, quindi di cosa parlare? Infatti è quello che ti dicevo pure io ora poco fa. Un calcio d'angolo dove nessuno è sul palo, ma come cazzo si fa? I rischi si abbassano, ma io non lo so. Di solito uno sta sul palo, invece che cazzo ne so, pure Ferrari sta commentando qua. Prima che dici. Aveva fatto un bellissimo anche Zelinski, che aveva aperto. Sì, aveva fatto un bel gol Zelinski, però a che servizio? Vogliamo ricommentare, vedere insieme? No, è stato più bravo Zelinski che meno bravo Barella in questo caso, l'ha preso la palla molto bene e poi ha continuato l'azione e l'ha finita veramente bene, l'ha messa lì all'angolino dove Andanovic non poteva fare praticamente niente. Lo Spalletti ha chiamato più volte Osimhen perché non si è mosso, probabilmente era un po' troppo irruento, frettoloso, e Napoli attenzione a due ammoniti, due difensori centrali, quindi vedremo quello che farà Spalletti nel corso del secondo tempo con il gol di Perisic che comunque ha indirizzato la partita al termine, allo scadere del primo tempo, ma ci sono ancora 45 minuti da giocare, allora possiamo quello che andiamo in questi 45 minuti, ribaltiamola. Non sarà facile, ma ribaltiamola. Napoli non sta facendo male. No, però
come l'approccio è stato ottimo del Napoli, mi è piaciuto fino a quando non abbiamo subito gol. Dopo il gol ci siamo abbiamo un po' lasciato il pallino all'Inter, troppo secondo me, che poi ha fatto il secondo gol. L'approccio è stato buono, più che buono del Napoli, infatti abbiamo trovato pure il gol poi, però bisogna migliorare in queste cose. Quando subiamo gol dobbiamo stare sempre in partita, non dobbiamo lasciare il pallino agli avversari. Class 5G 128 giga, tuo a 699 euro, perché ogni euro batte forte sempre. Champions. La Champions League su Mediaset TV con Infinity Plus avrai 104 big match. La Champions. Un pareggio ci sta, dai, Napoli non ci sta facendo, no, speriamo, no. No, Mari state zitte, non capisci niente. La mutanda, la mutanda. Voglio una vola che vince, come la fotterà la mutanda a me. Mannaggia la marosca, mannaggia. Mannaggia, 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 mannaggia. La 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 la. Ah. Pure ammonito Koulibaly, ma che cazzo, ma che cazzo. Ancora comincia il secondo tempo, Si scalda, c'è una grande dimostrazione di fisico questa. Juan Jesus non è si scalda. esattamente una temperatura da maglietta per calzoncini corti, lui tra l'altro è un ex della gara e insomma, potrebbe esserci spazio per lui, visto anche che i due difensori centrali del Napoli sono stati entrambi ammoniti, è stato ammonito anche Osimhen, ha ammonito Sciarnone per l'Inter e ha ammonito anche Simone Inzaghi in occasione dell'episodio che poi ha portato a calcio di rigore qualche istante prima del check al bar. Andanovic a prendere confidenza con le misure della porta alla destra della nostra postazione, quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, però faremo lettura la partita di Marcolin. L'Inter all'inizio ha sbandato sul gol del 1-0, poi però ha avuto più intensità del Napoli, sono mancati soprattutto in questa difensiva fin qui. Insigne e Lozano sono visti poco. Sì, il ritmo dell'Inter ha fatto la differenza, ha alzato il baricentro, cominciando soprattutto sul lato destro, che è quello un po' più forte, dove c'è Damiani dei inserimenti di Barella, dove riescono a mettere in difficoltà Fabian Ruiz. Il Napoli deve cercare di trovare più gli esterni e soprattutto il ritmo mancino di Fabian Ruiz, che ancora, lui di solito dai tempi di gioco, ancora fa fatica a entrare nel vivo della partita. Napoli che non perde tra l'altro la Juventus Napoli dal 7 aprile, e se si considera tutte le competizioni sono 10 vittorie e 2 pareggi fuori casa
delle ultime 12 risultati consecutivi fuori casa. Vedremo ovviamente se riuscirà a portare un risultato positivo quest'oggi. A disposizione c'è Culan, c'è anche Mertens, potrebbe esserci spazio per lui ovviamente in corso d'opera, mentre l'Inter si è portato in vantaggio con la sua C'è pure Apollon e Gulam. era già record. È vivo Gulam, è vivo. Ci fermiamo solo per un attimo, secondo tempo, 3 minuti. Non succede spesso, ma quando succede, quando la passione incontra il talento, quando l'esperienza incontra l'innovazione, quando tutto questo si unisce, il progresso prende vita. E non abbiamo mai avuto così tanto bisogno del progresso, vero? Con Team Vision puoi avere tutto Netflix, tutto Disney Plus, film, serie TV e calcio per tutta la famiglia. In promo a 29,99 € mese. E se sei cliente da Sonno Sky, passa a Team Vision. I primi 3 mesi di calcio te li offre Team, nei negozi fino a 187. È tutto pronto per il calcio d'inizio del secondo tempo, tutto pronto quasi in realtà, nel senso che manca il pallone che succede dalle parti di Andanovic, che stanno lentamente riposizionandosi i giocatori per il calcio d'inizio del secondo tempo. Cosa deve fare il Napoli per riuscire a trovare un risultato positivo, a cambiare rispetto alla seconda metà del primo tempo, e cosa deve fare invece l'Inter? Il Napoli era partito forte, secondo me deve continuare a pressare alto come ha fatto all'inizio della partita e deve cercare di trovare il suo possesso palla, cosa che oggi ha fatto meno. L'Inter dall'altra parte non deve mollare l'intensità che ha avuto, perché ha preso Inizio secondo tempo. Ci siamo ragazzi, inizio secondo tempo. Sempre tecnico, in inglese, non è dato sempre indicativo, però comunque è una tendenza forte. Ripartiamo come il primo tempo, che il primo tempo eravamo partiti bene. Ora speriamo di avere un ottimo approccio, di pareggiare la partita e poi essere concentrati per poi poter andare a vincerla pure. Ma sarà difficile, sarà un'impresa, però ci impara che nel calcio tutto è possibile. Vai Napoli, vai. Vai Ciuchi, bello. Vai. Oh. Fanculo. Insomma, il punto di vista di difensore dell'Inter molto diverso invece rispetto a quello dell'attaccante del Napoli. Va via Correa, che guarda qualche metro, ancora Correa con l'apertura verso Lautaro, palla che arriva dalla zona di Barella, quindi proprio... Ma noi nemmeno è vero nei falli, nemmeno vanno a fare niente, proprio i contatti nemmeno è vero, no? Se era fallo, non era fallo, no, ha deciso, non era niente, capito? L'Inter tutto quanto ha bucchiato vicino all'arbitro, poi frega la VAR. Così funziona. Bello però. La pressione di Lozano, che non si è visto molto nel primo tempo, come del resto anche Insigne dall'altra parte, soprattutto in relazione a quello che è il loro canetto. Prova a salire Ciaranoglu, che ha ricevuto questo pallone, possibilità per Ciaranoglu, si coordina, la mette dentro, spinge, mamma mia. Su Lautaro, e poi decisivo l'intervento di Rachmani che allontana e concede solo la difesa laterale all'Inter in zona attacco. Vediamo. è stato bravo Ciaranoglu a cercare proprio la posizione di Lautaro, ha preso questa palla sul sinistro, c'erano pochi centimetri, si dispera Lautaro perché la palla era importante, ma ancora una volta Davide Ospina tiene viva la linea difensiva del Napoli, che aveva in Lozano e Di Lorenzo due giocatori che erano in ritardo nella marcatura. Quindi vediamo, poco verso Osimhen, l'arbitro ha lasciato giocare, considerando il contatto tra i due assolutamente corretto. Sì, poi ha visto Spalletti che si è arrabbiato con Osimhen. Ottimo attacco per questa parte di Chissà. Poi Ciaranoglu, per un attimo, ti do la parola, ovviamente, non c'era dato che c'era Perisic, 1 contro 1 con la pressione da parte di Lozano. Ciaranoglu gli lascia il pallone, Perisic vince in qualche modo questo duello con Chissà. Ancora Perisic, palla mobile, Alberto a cercare il colpo di testa che non arriva da parte di Lautaro, arriva quello di Mario Rui, ancora Darmian, insiste Barella, 1 contro 1 con Insigne, Koulibaly in qualche modo allontana, non definitivamente Mario Rui,
prova a mettere fuori il pallone di San Michele di Spalletti che si è arrabbiato con Osimhen in quell'occasione lì perché Osimhen si è fermato a discutere sia con Andanovic che comunque con i difensori dell'Inter lo voleva subito in campo. Occhio a Barella, Koulibaly allontana questo pallone, insiste nuovamente l'Inter ancora con i lavori prossimi, quindi c'era un altro buon campo Inter Bernardi. Per il movimento sulla panchina di Inzaghi si scaldano diversi giocatori, per questo Dzeko. Vedremo se ci sarà spazio per lui, ovviamente quale sarà il minutaggio a sua disposizione. Palla troppo mobile per Lozano, arrivato l'anticipo da parte di Bastoni, ma il colpo di testa di Lorenzo, Lozano in qualche modo colpetto, la tiene Perisic, palla verso Sharanoglu, insiste ancora l'Inter, altra giocata nella zona di Correa, 1 contro 2, Correa, doppio passo Correa, cerca lo spunto su Di Lorenzo che Bravo Di Lorenzo, bravo. Dai Napoli, dai. Cazzo. Taglia fuori sullo spunto di Correa. Bravo sulla postura del corpo perché si mette basso, poi vediamo l'arbitro anche prima, si è la spallata di Bastoni verso Osimhen qui dove si è lamentato, visto Spalletti è qua dove si è arrabbiato. Poi per dire sei già stato ammonito, fai attenzione. alle proteste che potrebbero essere decisive. Occhio alla salita dalla parte di Mario Rui, dall'altra parte c'è Fabian che si propone. Vai. Tutto largo. Lozano può andare in 1 contro 1. Vai, mamma mia. Ha tolto dalla porta, mannaggia. Vai, vai. Lozano, Perisic in pressione, 1 contro 1, può dare Lozano, doppio passo, Lozano cerca lo spunto, Perisic allontana, Ma, oh, è fallo chi, so. con i soccorsi perché non si scherza ovviamente con la testa. Qui Ciao, miseria. su Skriniar, tutti e due calcio del pallone, rivediamo. Vale. Punizione. Intervenire perché il comitato dei giocatori ovviamente la priorità assoluta. Osimhen a calcio del pallone colpisce Skriniar. vediamo lo spunto da parte di Lozano Mamma con mia. Skriniar decisivo della copertura. Soprattutto perché c'era Osimhen in linea al guardo, è stato bravo Skriniar a coprire l'angolo morto della porta, poi su Mannaggia, tutti e due guardano la palla e vanno a colpire senza vedere la posizione dell'avversario. Il riscaldamento di Dzeko, anche per Dzeko ovviamente la presenza di Spalletti non è un dettaglio, ho fatto riferimento a quella stagione, l'ho detto sui giornali, nella quale Dzeko ha veramente battuto tutti i record della sua carriera, e c'era proprio Luciano Spalletti in panchina per lui, stagione da 39 gol, totale con 45 in 70 presenze con Luciano Spalletti, i gol di Dzeko nella sua esperienza giallorossa, perché abbiamo rivisto il contrasto con i due giocatori con la collisione aerea, ovviamente le cure che vengono passate entrambi. Visto che Skriniar non si è tagliato, fino non si è capito se si è tagliato sull'altezza dell'occhio. Mentre intanto ovviamente Inzaghi osserva la situazione, bisogna attendere ancora qualche istante. Ovviamente verificando le condizioni di efficienza fisica dei due giocatori è stato subito, fortunatamente si è visto che erano entrambi lucidi, entrambi presenti, però ovviamente bisogna usare tutta la massima attenzione, visto che lo scontro è stato testa a testa e adesso avevano ancora i soccorsi per Osimhen con Insigne e Sharanoglu da quelle parti. L'alternativa sarebbe che cambia o Mertens, bisogna capire Spalletti cosa vuole fare perché hai comunque una coppia in panchina che taglia Mertens che può andare a essere un pochino più pesante nel reparto offensivo, visto che comunque i tre difensori dell'Inter in questo momento vieni hanno trovato abbastanza le misure. Andiamo da lezione Giuseppe. Ci sarà il cambio, Osimhen non ce la fa, è stato emblematico il gesto di uno dello staff tecnico del Napoli verso la panchina, entrerà Britaglia che si sta togliendo i pantaloncini. Bocca al lupo ovviamente a Osimhen, davvero sfortunato in questa circostanza. Skriniar recupera invece una buona condizione fisica, ovviamente da verificare le condizioni dell'attaccante del Napoli. Si rialza, questo già rassicurante, così come era rassicurante averlo visto comunque a se stesso, evidentemente non nelle condizioni per poter continuare il match. Sembra che si sia gonfiato, l'occhio, guarda. Sì. E ha ricevuto proprio
sotto al settore ospiti. Citamento da parte dei suoi tifosi. Victor, mi mette in bocca al lupo. Per Osimhen, che sta per lasciare il campo al suo posto Petagna, e ovviamente le caratteristiche sono comunque quelle della grande fisicità, l'alternativa doveva essere Mertens, ma questo significava in questa situazione di punteggio rinunciare al punto di riferimento fisico, no? Sì, c'è bisogno dell'ariete davanti, dell'uomo che fa reparto da solo. Andrea Petagna è comunque l'alter ego di Victor Osimhen e può in quel caso lì andare a proteggiare anche fisicamente. Skriniar di turno, bastoni, Ranocchia agli stessi centimetri, poi con la sua apertura deve dare spazio a Zelinski alle spalle di sfruttare quello spazio. Sì, si è gonfiato l'occhio sinistro. Lascia il campo Osimhen. E qui bel gesto con Skriniar, bella immagine. La rivalità in campo, anche gli applausi da parte anche del primo anello, ovviamente. Da sottolineare, se la di bocca al lupo per Osimhen, Skriniar invece ce la fa, torna in campo proprio in questo istante, riprende il suo posto, momentaneamente in 10 in Napoli perché non è ancora entrato Petagna. Possesso per Bastoni, non si è giocato per 3 minuti. Lavora il pallone Skriniar, ancora Ranocchia. Non si parla nemmeno tra giocatori in campo, almeno parla tra sé, no? Possesso ancora per Skriniar che può andare verticalmente, giocata assolutamente imprecisa, sarà rimessa per il Napoli, e dunque cambio, entra Petagna, vedremo quello che saprà dare, sempre a gare in corso Petagna in questa stagione, 82 minuti prima di oggi, questo sarà presumibilmente il match con maggiore minutaggio, il record era per così dire 30 minuti contro la Salernitana, un gol pesante contro il Genoa. E dunque per lui la 10ª presenza, ma nelle prime 9 minuti erano stati in totale 82. Vedremo che cosa saprà dare Petagna, che va alla caccia del pallone, anticipo la parte di Ciaranoglu, quindi il retropassaggio su Andanovic, va proprio sfidando l'attaccante del Napoli. Palla verso Bastoni, c'è Lozano alle sue spalle, rischia qualcosa, quindi Pezic prova a completare il disimpegno, in qualche modo Correa, ma Fabian in vantaggio, possibilità per Chissà che difende il pallone. Ancora Di Lorenzo, può andare all'impostazione verso Lozano, 1 contro 1. Nuovamente Di Lorenzo. Altra sponda, a servire nuovamente Lozano che vuole in fondo, occhio al cross. Vai Napoli. Lontana, ma non definitivamente, c'è ancora Insigne che alla fine si tiene stretta che sta rimessa da tre. Il Napoli si era battezzato fuori la palla, ha fatto il braccio come per vedere la palla in filo. Traiettoria dell'Enosa che ha ingannato la difesa dell'Inter, alla fine Insigne si è venuto stretta a questa rimessa laterale. Il tocco di Anchissa verso Fabian, si abbassa per ricevere Insigne. Unico gol contro l'Inter nel 2016. Campionato dicembre 2016, poi un punto di 1, record per lui nei match contro i nerazzurri. Rinvia la parte di Skriniar, Koulibaly lascia Arrabani, quindi ancora possesso Napoli con Ospina che è aperto verso Di Lorenzo, quindi la giocata verso Anchissa che si lascia scavalcare dal pallone. C'era un servito Correa, palla verso Barella, sta arrivando anche Darmian, c'è Brozovic sulla linea di Barella, infatti viene servito, occhio a Brozovic che dice Ronaldo prova a ordinare le fila di difesa del Napoli, va dentro Bastoni, alla fine comodamente può uscire Napoli con Fabian verso Petagna, di prendere il pallone sull'assalto di Skriniar, duello fisico, chili a confronto. Per questo che ha fatto questo cambio Spalletti, per andare a fronteggiare la fisicità. No? Anello, da iscrivetevi al canale e lasciate like. Grazie Anello. Cercare di capire se è merito dell'Inter il fatto che Napoli non riesce nella solita gestione della palla o se c'è qualche errore di imprecisione da parte di qualche giocatore nella scelta, perché alcune scelte come la palla prima di Fabian Ruiz troppo velocemente verso il Insigne con la persa. Andiamo al campo. Sì, perché Inzaghi adesso rispetto al primo tempo, quando chiedeva all'Inter di aggredire il possesso di palla del Napoli, chiede più pazienza. Occhio a Zelinski, palla verso Petagna, la difende così, c'è intervento da parte Canfamo. al contratto con Anchissa, alla fine Petagna frana. Mamma mia, ci fischia niente, porca infamo. Quindi Darmian, poi c'è spiedo sulla pressione da parte di Insigne, poi verso Brozovic, 57 minuti sul cronometro, palla a cercare di trovare Ciaranoglu, ma vince il guerra stavolta Anchissa, poi lo vince Ciaranoglu. Vabbè, il primo momento Anchissa sembrava avere la meglio, poi non è riuscito nella gestione, alla fine c'è il fallo e dunque il calcio di punizione da vita, rivediamo. Non so quanto, forse è
penalizzato l'intervento perché Anghissà gli aveva preso il tempo sulla palla, poi dopo non è riuscito a toccare questo pallone, però Anghissà il suo mestiere è questo, recuperare palloni e dare la possibilità a Napoli della ripartenza. Prova a salire Bastoni, palla lunga a cercare Lautaro Martinez, 1 contro 1 con Rachmani, che riesce a toccare per un attimo di testa il pallone, va ancora Lautaro una possibilità, 1 contro 1. Grande Rachmani. Buona reattività in questa situazione. Poi cerca anche la deviazione che non arriva, riesce a cavarsela, insomma, ma è rimessa laterale, ancora per l'Inter in zona d'attacco, pronto ad andare Perisic. Colpo di testa allontanare di Lorenzo, poi Anghissà allontana direttamente su Bastoni, Brozovic, anticipo di Vai. Zilinski anche la ripartenza del Napoli, lo sanno che viene servito, Armani c'è Petagni, Insigne che incrocia, ancora lo sanno, vanno a cercare con Insigne che vince questo duello, Perisic però gli sporca il possesso, e allora Di Lorenzo, il Napoli riparte ma qualche metro più dietro, Anghissà, palla nella zona di Fabian. Si era fatto vedere Mario Rui, ma alla fine il tocco troppo complicato da Insigne, buono anche il lavoro da parte di Lautaro Martinez, quindi Koulibaly all'impostazione per il Napoli sull'altro fronte, 60esimo in corso, Mario Rui. Napoli deve avere pazienza, non cercare di verticalizzare per forza, ma trovare il ritmo che ha sempre caratterizzato questa squadra, nel senso girare palla, magari anche andare nell'1 contro 1 sull'esterno, che si è visto poco oggi. Di Lorenzo, Anghissà, prova ancora su Lozano, ancora Anghissà, tocco dentro, prova Zilinski, la tiene, riapre Fabian. Mannaggia miseria, mannaggia, ma ci sono Pullman alla 13, ci sta. Stanno tutti alla 13, stanno. Oh. Si sblocca Lautaro al minuto 60 e trova il terzo gol della Per finire. La scelta di sicurezza di tenere, come diceva prima Davide Bernardi, la difesa bassa dell'Inter per cercare di sfruttare quello che erano le ripartenze, ha avuto esito con questa gestione da parte di Correa, perché chiunque nella ripartenza avrebbe giocato la palla quasi di prima, invece lui l'ha portata e poi ha scelto Lautaro che aveva più spazio di tutti. Torna in carriera contro il Napoli, torna al gol dopo i 100 minuti da titolare contro Uruguay e Brasile. Nono gol stagionale e nazionale compresa. L'abbraccio con Correa, compagni di nazionale quasi a chiedere scusa Lautaro. Immagine molto significativa che vedremo nel post partita, questa è una posizione di partenza assolutamente regolare. C'è la Barella a sinistra, tutto nasce da qui, dalla ripartenza perfetta dell'Inter con il lavoro di Correa dopo il primo intervento di Barella, che è stato decisivo in questa azione anche nel portare via un po' di... È andata, poi giù è andata. E nel mettere ancora più in difficoltà la difesa del Napoli, il resto l'ha fatto lontano, con una splendida preparazione nello scambio destro. Due sono le situazioni, il Napoli aveva 7 uomini fuori, con Fabian Ruiz che rientrava a fare il quarto, e poi Mario Rui che invece di andare definitivamente sulla ripartenza con Correa ha stretto molto lasciando quello spazio per Lautaro. Fuori Correa, dentro Dzeko, mentre l'Inter si gode la testa del 3-1 al minuto 62. È il sesto gol con la maglia dell'Inter quest'anno per Lautaro. Dopo Verona, Samp, Bologna, Atalanta e Sassuolo. Ritrova il gol e lo ritrova anche su azione. In Serie A i minuti a seguito sono stati 335. Dall'ultima rete proprio contro il Sassuolo. In campo è di Dzeko, che non è al meglio, saltato da nazionale. Adesso insomma, situazione di vantaggio importante per l'Inter. Sopra di 2, Bastoni, palla toccata da Lozano. La rimessa con le mani, battuta verticalmente verso Barella che ha avuto un grande merito nell'innescare l'azione del 3-1. Proprio in campo anche Vidal che riceve questo pallone. Si è invertito in 2 di centrocampo, Barella a sinistra, Vidal a destra, l'esperienza di Vidal a gestire questo vantaggio. Brozovic ovviamente a gestire lì nel mezzo. Quindi Skriniar, parole un po' pigro che costringe Brozovic a questo scatto, l'appoggio verso Andanovic. E vedremo adesso i 2 nuovi arrivati che cosa potranno dare. Dzeko al posto di Correa.
dava al posto di Cialanoglu, poco proprio per il cileno, la copertura di Rachmani, quindi Mario Rui per la ripartenza del Napoli, di prendere il pallone sulla pressione di Lautaro. Adesso l'Inter è anche galvanizzata dal punto di vista psicologico, diventa sistematico il pressing aggressivo sui portatori di palla del Napoli. È un fatto mentale più che fisico, no? Ti viene la forza, prima magari eri stanco, non ce la facevi, come vai in vantaggio, ti viene fuori quella capacità di avere più possibilità fisica. Petagna prende il pallone, cambia tutto, rimasta a terra Bastoni dall'altra parte, si gioca, occhio il tocco dentro a cercare Lozano, pallone che non filtra per l'ottimo intervento da parte di Skriniar, poi Andanovic a questo punto la mette fuori per evitare qualsiasi guaio e per consentire pure al suo compagno di squadra. 64esimo, i turbamenti di Spalletti, l'abbraccio tra Cech e Lautaro, segno di intesa fra i due. Questa è l'origine del problema, in realtà il contatto è di Bastoni, finisce sulla gamba dell'avversario e poi cade a terra, mentre qui vediamo la perfetta gestione da parte di Correa, che aveva l'imbarazzo della scelta, Barella a sinistra, Lautaro a destra. Sì, però la soluzione migliore, Barella sarebbe stato a piede invertito, no? Quindi avrebbe cacciato in sinistra, non è piede naturale. Lautaro invece aveva rubato quei 2 metri a Mario Rui sfilando l'arco sulla destra. E questa è l'esultanza a chiedere scusa per i propri errori, in particolar modo immaginiamo quello del dischetto del derby, insomma non è mai semplice. Che palle, che palle, che palle. Il Milan perde e perdiamo pure noi. Ma si sapeva, no? Lo potevo aspettare, lo potevo aspettare. Te lo potevi aspettare. Arriva verso Barella, Bastoni è pronto per tornare in campo, ma momentaneamente è in 10 l'Inter. Barella prova a correre Lautaro, ma esagera, pallone troppo profondo. L'ingenuo è entrato a fare quasi il trequartista, visto alle spalle, cioè Inzaghi lo vuole da raccordo tra il centrocampo e l'attacco, non gli fa fare proprio completamente la punta, lo vuole in verticale con Lautaro. Come la prendi per la prima sconfitta stagionale? Come la piglia male? 65 sul cronometro. 3-1. Perché nel momento in cui devi far vedere che sei all'altezza per qualcosa di importante non lo riesci a fare. Questo è Viene servito e porta su Anghissà. Si propone Di Lorenzo, ancora Anghissà. Che delusione, infatti Pasquale, mamma mia. Possibilità per 1 contro 1, c'è anche la doppia marcatura da parte di Barella, tra poco verso di Lorenzo. Taglio dentro di Zilinski, ma non lo trova. Trova invece la presa comoda per Andanovic al minuto 66. E comunque sempre Zilinski, l'uomo che tenta il passaggio, gioca in verticale rispetto a Petagna, deve andare a prendere gli spazi morti, no? Tra virgolette, quelli che gli lascia l'Inter come libertà, ed è una soluzione per il reparto offensivo. L'unica cosa che il Napoli ha sfruttato poco la fascia sinistra, dove c'è Lorenzo Insigne che molto si accentra, viene quasi a fare la seconda punta, l'abbiamo visto poco largo con la linea in mano. Si vede invece Vidal dall'altra parte con la palla nel punto in mezzo cieco, viene accontentato, evita l'arrivo di Anghissà, riapre su Perisic, c'è anche Barella su questo lato, Perisic lascia proprio a Barella la possibilità per 1 contro 1, Barella si accentra, ancora Barella passa sul pallone, poi preferisce ricominciare, Inzaghi gli batte le mani. Oggi mi aspettavo di più, pure io. Deluso Pasquale. C'è delusione. Deve verificare le sue condizioni. Sì, questo scontro direi fortuito, l'arrivo entrambi cercando di posizionarsi. Mentre qui vediamo la corsa di 65 metri, mi segnalano. Ma Mario Rui è proprio un scemo, ma vanno contro, porca puttana. Ma prova a contrastarlo, no? Rimane fermo, là lo fai tirare. Ma si proprio un cazzo, sì. Ma come cazzo si fa? Io non lo so. Ora gioca con Mario Rui, mannaggia. Con la pedata classica. Preso una buona condizione Cieco. Prova a Skriniar lo spunto, eccolo Cieco che prova a dargli una mano, chissà. Se verrà questo pallone arriva Di Lorenzo, lo può gestire, quindi Ospina. Va in più lungo a cercare Lozano, l'anticipo da parte di Brozovic, poi l'intervento di Bastoni, quindi Perisic, altro passaggio nella zona di Andanovic, la pressione di Petagna.
c'era tutta intenzione in questo momento nella gestione del possesso palla, soprattutto fa una mossa importante, viene Brozovic basso nei centrali, si alza Bastoni e quindi diventa quasi Brozovic il centrale che fa gioco, cioè per tenere il basso esatto, all'impostazione, superata la metà della ripresa. Brozovic, appoggio verso Bastoni, si era abbassato Vidal per ricevere, palla su Perisic che prova a gestirla, arriva l'anticipo di Di Lorenzo, non c'è fallo, lo sfidante di Napoli, anche Di Lorenzo, si prende qualche metro, Di Lorenzo, altro appoggio verso Lossano, che dice quello con Perisic, trova un bel corridoio su Zilinski, ancora Zilinski, la mette dentro Brozovic, quindi Vidal, Brozovic, spazi strettissimi, Brozovic esce alla grande da una situazione complicatissima perché il Napoli era salito bene a fare pressing, Brozovic è riuscito come fosse a bar, proprio con una serenità clamorosa, in un possesso palla complicatissimo. perché il Napoli si è allungato per cercare di essere offensivo, comunque in mezzo a campo lascia un po' di spazio di giocata ai giocatori dell'Inter. Brozovic, ancora Brozovic, vuole cambiare tutto nella zona di Perisic, possibilità per 1 contro 1 con Di Lorenzo che deve andare su di lui. Perisic, si accentra Perisic, Ospina la tiene lì, c'era spazio per calciare, ottima l'accelerazione di Perisic che poi non è riuscito a dare forse la potenza desiderata, quindi non lo calcia benissimo, Ha strozzato questa palla, quindi rimane un po' sotto, no? Di Lorenzo sa che lui è destro, viene all'interno, deve cercare di posizionarsi con mezzo metro più indietro. La posizione del corpo è fondamentale perché non puoi farti passare all'interno e lasciare il destro libero. Possesso Napoli, con Koulibaly, palla verso Di Lorenzo, ci sono 20 minuti più recupero, il recupero sarà anche lungo perché sarà il problema di Skriniar di Osimhen. 20 minuti per le speranze del Napoli, 20 minuti per la voglia dell'Inter di prendersi la prima vittoria negli scontri diretti con le grandi di questo campionato. Lossano vuole palla anche Sa, quindi Di Lorenzo, Perisic su di lui, ancora Lossano, altro appoggio su Rabbani, nuovo giro palla a cercare Mario Rui, la pressione di Darmian che sale dagli fastidio, si fa vedere Fabian, vede il possesso per Insigne, nuovamente Napoli a lavorare questo pallone con Koulibaly all'impostazione sulla lunga, poi esce alla grande, evitando l'arrivo di Lautaro, trovando un corridoio verso Di Lorenzo, bravo anche lui ad accorciare il Fallo. il calcio di punizione del Napoli. Napoli sta cominciando a sfruttare un po' di più le fasce, sta cercando questo fraseggio, soprattutto quasi gioca di prima, no? Per velocizzare l'azione, una cosa che a Spalletti piace, ma soprattutto anche Lozano si sta prendendo la sua responsabilità. Gioco fermo, ancora qualche istante. Di Lorenzo si rischia dalle parti del pallone. Vanno tutti a saltare. 6. In realtà 5 perché Fabian poi preferisce rimanere subito fuori area. Occhio alla battuta da parte di Zilinski a cercare una deviazione. Vidal prova a tenerla viva, appoggia verso Dzeko in una strana posizione da esterno basso. L'appoggio verso Andanovic, il rinvio a cercare Vidal. L'anticipo di Mario Rui. Poi la gestione di Koulibaly che va a prendersi il fallo da parte di Vidal. Arriva anche il giallo per Vidal. Era stato bravissimo Koulibaly qui nel prendere il tempo. Perché ha tenuto distanza con il braccio Koulibaly, Vidal ha fatto lo stesso farfallo, Oggi mi aspettavo di più. L'Inter è una squadra tosta e giocare a San Siro è difficile. Lo so, Giovanni, lo so. Reduce che scusa i suoi connazionali dell'espulsione dopo 13 minuti del match con la nazionale per il fallato su Felix Torres giocando con Paraguay ed Ecuador, quindi la fine è durata poco per lui. Molto bene invece nell'ultima Champions League contro lo Sheriff, Zilinski chiuso al momento del tiro, grande copertura, è stato prezioso qui il lavoro da parte di Dzeko. Darmian evita l'arrivo da parte di Insigne, si prende gli applausi dei tifosi dell'Azzurri, Barella è andato verticalmente, Rachmani in qualche modo ha tamponato, Mario Rui riesce a rimbalzare, Lautaro che adesso ovviamente è... Prenda Mertens, porca puttana, voglio vedere a Mertens in campo. Infatti
sta mettendo anche una fisicità diversa, no? Dici magari che adesso venisse partita. Come dice il grande Arrigo Sacchi, è più facile allenare i piedi che allenare la testa. L'aspetto psicologico è fondamentale per un attaccante, il gol incide profondamente. Fabian, ancora Ghissa, Zielinski, riapre, Insigne, possesso Napoli, alla larga verso Di Lorenzo, la mette giù, si copia Di Lorenzo, Va. in zona Lussano, Grasborgi, la secondo palo. Non ci sta nessuno, porca infame, pedagna, ma tu oh. Ma tu cazzo sta pedagna, porca infame. Due cambi subito dentro Gagliardini e anche Di Marco. Gagliardini e Di Marco, e di qua invece Mertens ed Elmas stanno per entrare. allora Mertens e Elmas da una parte, Gagliardini e Di Marco dall'altra, fuori Lozano e fuori Insigne, in pratica fuori due esterni offensivi che hanno un po' deluso. Sì, hanno un po' deluso perché si dovevano loro che dovevano prendere in mano la partita e cercare di dare quei rifornimenti per Osimhen. Hanno lavorato molto fisicamente. Sì, Insigne e Lozano, sì, mamma mia. Può succedere, c'è anche la bravura. Mertens e Elmas, speriamo bene. Perché Elmas va a destra al posto di Lozano. Lozano, voglio giocare in una grande squadra, fatti un cazzo fare. Devo fare il chiuso, devo fare. Sentiamo l'ovazione di moderatori per fare una partita di grande intensità, fuori lui e fuori Lozano. Aveva fatto una grande partita muscolarmente, fisicamente, tecnicamente e come mole di lavoro. È ovvio che ha trovato molto spazio per poterlo aggredire, questo spazio per essere servito. Dentro Gagliardini e dentro anche Di Marco. Possesso Inter, 75esimo, 40 più recupero alla fine. Palla verticale, colpo di cresta di Vidal che prova a prolungare verso Dzeko. Palla su Perisic, accompagna il movimento Gagliardini, sta arrivando anche Di Marco, i due nuovi arrivati. Perisic, ottimo l'intervento su di lui ancora da parte di Anchissa, che sul piano fisico è sempre un giocatore favoloso. La fortuna dei centrocampisti che comunque ti dà la possibilità di gestire la palla tecnicamente, che è il lavoro tattico e lo schermo difensivo ci pensa lui. Brutta cessione qui da parte dell'Inter che concede la rimessa laterale nuovamente a Napoli. Fabian mi dà con le indicazioni per i suoi compagni. Gagliardini tra l'altro ha incrociato Spalletti, 53 presenze, 5 gol nei 2 anni con la quale allenatore del Napoli, tra l'altro 5 gol nella seconda stagione, suo record personale in Serie A, 4 dei quali contro il Genoa. È arrivata la copertura e dunque la rimessa laterale che sarà comunque per il Napoli, pronto ad andare Di Lorenzo, 76esimo, si fa vedere anche Issa, si fa vedere Petagna. Petagna ovviamente anche un passato in rosso-nero con due scudetti a livello giovanili, proprio lui a gestire questo pallone verso Fabian, quindi anche Issa. Mondo a bloccare, porca infame. Sta zona in merda. Mo comincia a si bloccare pure da zona, si blocca. Ma che cazzo. Oh, e allora? Mamma mia. Male, male, male. Ma si è bloccato ancora su cazzo da zona, e chiamo. Che cazzo è? Ma vaffanculo.
Allora. Cazzo. Allora, vai sì o no? Di Van Kampsing e 22 in più del più grande di tutti per definizione, Diego Armando Maradona. Mamma mia che gol ha fatto, grande Mertens, 3-2, dai, oh! Ma che niente, non c'è niente. Vai Mertens, 3-2, ora ha cominciato a rompere. 79. Stesso discorso di prima, andano subito di Lorenzo, ovviamente a sincerarsi delle condizioni del suo compagno di squadra, stesso discorso della situazione precedente. Intanto rivediamo, cerca la partita in posizione regolare, il contrasto con lo Spina, il contatto fra i due, Dzeko prende il pallone di testa. Adesso ovviamente la cosa importante è subito verificare le condizioni. Elisic ha detto sia aperto, si è tagliato, sì, o si è tagliato o si è aperto, insomma per labiale e soprattutto il linguaggio del corpo era abbastanza preciso qui per verificare le condizioni di Dzeko e di Ospina. Secondo scontro testa a testa 3-2, vai Napoli, almeno un pareggio, abbiamo messo su pareggio, porca miseria. che si accende in un lampo e trova il gol del 2-3, questo è il talento del Snap. Grande gol ha fatto. C'è come una punizione, palla che sale, poi scende all'improvviso ancora una volta, gol di Mendes su palla recuperata, cioè per tutti e due le squadre la palla recuperata è diventata la palla più importante. Per i nazionali contro l'Estonia, secondo gol stagionale dopo quello con Lecce in Europa League. Si era visto la maglia del Napoli del finale a Firenze, ha trovato il gol numero 103 in Serie A, adesso è da solo al primo posto. Questa è una punizione, è classica, palla che sale sopra la barriera e scende all'ultimo secondo e va nel croce di palla, calciato in modo, guarda, Andanovic è sollevato quasi di 1,5 metri e con la mano riesce appena a toccare questa palla. Ma qui l'esultanza di Dries Mertens che riapre il match. Io ne approfitto per ricordarvi gli appuntamenti perché sarà una settimana certamente particolare. La squadra rossa, andiamo Napoli, cazzo. Tutta da seguire. La sfida di mercoledì, attenzione, non giovedì, mercoledì, con il Napoli in campo, match contro lo Spartak Mosca e poi ovviamente tutte le celebrazioni, il ricordo di Diego Armando Maradona dell'anniversario della sua scomparsa, una figura epocale della storia del calcio, ovviamente soprattutto per gli argentini e per i tifosi del Napoli, per tutti quelli che amano questo gioco. Qui il contatto tra lo Spina e Dzeko, da verificare le condizioni. Dzeko con evidente fasciatura, sembra comunque non voler mollare. Spalletti con questa faccia un po' così, questa espressione un po' così. Al minuto 82, anche per Ospina ovviamente fasciatura. Tra poco si riprenderà. Quello che è stata essere nuovamente scodellato e con questo gesto non l'abbiamo visto, l'ho visto io in diretta. Bello, nella stretta di mano fra Dzeko e Ospina sono andati tutti e due a caccia del pallone. Gesto di fair play tra i due, entrambi con evidente fasciatura. Quando mancano 8 minuti più recupero al termine della gara, c'è il possesso per Mario Rui, quindi Fabian. La pressione da parte di Dzeko e quella di Vidal, altro appoggio per Mario Rui, nuovamente anch'essa che può provare a salire, e Mertens che gli indica la strada ancora verso Fabian, nuovamente il 99 del Napoli, con la gestione palla verso Elmas di Lorenzo. Armani. Sempre possesso Napoli. Vai Koulibaly, vai. Ma Fabian verticalmente il velo di Mertens Vai di Lorenzo. Vai. Vai, mamma mia. Ma tiro. Mannaggia miseria. Mannaggia miseria.
Mannaggia che la puttana. alle spalle, non di Petagna. Questa è la sua palla. Manca completamente il tiro, poi Sì. viene murato anche l'intervento di Skriniar. Alla fine Zilinski An- anticipa anche a chissà che si arrabbia. Ce l'aveva meglio anche chissà là, perché? Perché? Zelischi. Perché? Facciamo sti cazzate. È sempre Mertens, no? Che Ah. è sempre Mertens che si tiene quel metro e mezzo da Petagna, quasi come per dire se la palla rimane lì io sono pronto ad intervenire. Giallo anche per Andanovic che va di 84esimi in corso. Colpo di testa di Elmas, palla che finisce in alta, rimessa a disposizione per l'Inter. Dalle parti di Simone Inzaghi. Andrà Di Marco. C'è Gagliardini da quelle parti, c'è anche Brozovic. Palla rimessa con le mani, va a cercare Gagliardini, in anticipo la parte di Anchissà, che copre, mette in out. Pronto nuovamente il numero 32 alla battuta con le mani, dentro c'è Dzeko. Movimento di Perisic, il sostegno di Vidal e Gagliardini. Palla verso Perisic, anticipato. La copertura di Di Lorenzo, la nuova rimessa per l'Inter che guadagna qualche metro. Ma vogliono un recupero bello corposo, si è perso tanto tempo. Voglio vedere se ce l'hanno a noi 7 minuti come fanno all'altro. Voglio proprio vedere. Visto che hanno stato fermi tutto il tempo per Osimhen, tutto il tempo per Spina e Zeko, voglio vedere. Ancora il 32 dell'Azzurro che viene fermato. Voglio vedere proprio se ci danno 6-7 minuti di recupero. Un buon calcio di punizione. Rivediamo il tocco di bastoni. E poi Anchissà che frana senza cattiveria in maniera sicuramente fallosa sul giocatore dell'Inter. Dunque calcio di punizione. È stato bravo Di Marco a coprire con il corpo a guadagnarsi questa punizione perché l'Inter è quasi 2 minuti che tiene la palla su quella fascia sinistra. Prima con la rimessa laterale, poi la gestione, poi questo fallo su Di Marco. Pronto Di Marco sul punto di battuta. 5 saltatori dell'Azzurri per sfruttare questa occasione. Palla con Mancino in mezzo. Ancora buona. L'altra giocata a cercare Dzeko, aveva provato Perisic. Ancora una volta Perisic, pericoloso, una posizione quasi impossibile. Stavolta ha cercato l'assist per Dzeko. È arrivato l'anticipo in chiusura della difesa del Napoli. Rivediamo. Il Napoli è già la seconda o la terza volta che si dimentica l'uomo sul secondo palo. Tutti guardano la palla e perdono la marcatura da parte di Perisic. Prima è stato Lautaro al primo tempo, è stato Perisic adesso. Rachmani, mamma mia, meno male. Pronto per la rimessa con le mani. Ancora Darmian, si fa vedere Brozovic, si fa vedere Vidal a cercare le peghe proprio in mezzo, a cercare addirittura Perisic, ha anticipato la Andiamo, ripartiamo. Petagna che insiste su questo pallone. Intervento su di lui. Pallone che viene tirato lontano comunque dal palo destro della porta di Ospina. 86 sul cronometro. Giocata verticale, profonda verso Mertens. Andiamo. Che riapre nella zona di Anchissà. La pressione di Dzeko, Anchissà pasticcia un po' qui, si rifugia su Rachmani. Quindi Fabian, nuovamente Anchissà. Rachmani, c'è Dzeko. Andiamo. Koulibaly che può salire, si prende qualche metro. Occhio all'avanzata di Koulibaly, cambia tutto il Bello. Andiamo, vai Di Lorenzo, vai. La prende Di Marco, la giocata verso Elmas è un po' troppo lunga, Bastoni. Non sbaglia, lontana, ma c'è di nuovo Di Lorenzo. Ma dove? Dove cazzo? Vai avanti. Mannaggia la miseria. Koulibaly, la pressione di Dzeko. Non andare via Koulibaly, evita anche l'arrivo di Perisic. Vai. Un giro su Fabian. Ancora Mertens è Ma tu cazzo la dai? anche se qui viene preso controtempo Di Lorenzo, comunque ci arriva, chissà. Va verticale. Mannaggia la puttana. Poi Perisic. Poi Ah! regolarmente la perde. Il Napoli deve gestire meglio questa palla, troppo attenta di arrivare da una parte all'altra. Perché fa questi passaggi in merda? Il gioco del Napoli che gioca, uno gioca la palla e ha 3-4 uomini che si muovono con calma. Alla fine il gioco si sviluppa da solo, a volte forzano troppo con le giocate. Fabio Ruiz è il primo che forza, si è arrabbiato molto Spalletti a vedere quella palla sbagliata da Fabio. Cambio, si rivede Satriano al posto di Perisic che ha giocato un'ottima partita. Ha fatto tutto, ha fatto il difensore, ha fatto l'esterno, ha fatto la seconda punta, ha fatto il finitore, ha fatto gol. Do you know what? Ha fatto gol. Il gol del momentario 2-1, il quinto stagionale completando anche il nazionale. Dentro Satriano, 2 minuti più recupero a disposizione per il numero 48. Intanto
Ci ringrazia per il coro, la curva, è entrato nel finale contro Genoa e Atalanta, Martino Satriano. Il colpo di testa di Koulibaly. Andiamo, vai giù, porca puttana, questi passaggi e merda alti. Secondi, poi il recupero, sarà importante capire l'entità. Vai. Cerca e trova Anghissà. Vai al masso, vai che corro. Di Marco, sulla posizione di Lorenzo. E anche Mertens dentro, Elmas. Circumnaviga. Vai, cazzo. Andiamo. Direttamente in auto, inizia l'attacco il Napoli. La rimessa di Mario Rui. Lo scambio con Zilinski. La poggia ancora verso Fabian. Palla su Rachmani. Si è aperto Elmas per ricevere. Fatto il tocco per lui. Va Di Marco a dargli un po' di pressione. La giocata verso Di Lorenzo che può riprendere questo pallone. Poggia ancora su Elmas. Quindi la giocata verticale su Mertens da parte di Anghissà. Fermato completamente da Bastoni. E allora calcio di punizione per il Napoli. Ultimo giro d'orologio, poi però tutto il recupero. L'esperienza di Mertens, no? Come senti la pressione dell'avversario alle spalle, prendi quella punizione, questa diventa una palla importante, soprattutto quando hai un giocatore come Zilinski che può mettere questa palla forte tra la linea a zona dell'Inter e Andanovic. Andiamo, cazzo. Dai. Che cazzo fa, mannaggia? Che cazzo fa? Ma che cazzo fa? La formazione dell'Azzurra, calma il recupero da parte di Mario Rui. 8 minuti, giusto. Finalmente un recupero degno, porca puttana. 480 secondi. D'altronde 3 per Osimhen, perché 3 vale Dzeko. Possesso ancora per il Napoli che Va. può salire. Le opzioni non sono mancate certamente in questo secondo tempo. Prova anche Bello, vai Di Lorenzo. Di Lorenzo, il cross Vai! No, che cazzo ha parato? Ma come cazzo ha parato? No, vabbè, che culo è merda, ma no. Ma no. No, vabbè. No, vabbè. Ma come cazzo si fa? e decide di andarsene oltre la traversa. Occasione clamorosa per il Napoli, un passo dal 3-3. Petagna a collabore con il direttore di gara, occasione per Mario Rui. Occhio alla battuta di Mertens che va con il destro, il colpo di testa in anticipo. La palla è uscita, l'aveva comunque allontranata di testa Dzeko, nonostante insomma la fasciatura. Ma cosa ha fatto Andanovic? Perché Mario Rui ha colpito a colpo sicuro, si erano dimenticati. Sì. Mario Rui, guarda, riesce con l'istinto palla che ti rimbalza davanti a dare questo effetto, la palla si alza. 6 uomini per il Napoli a chiudere questa palla. Guarda questa traiettoria, come il destino. Dopo questo intervento di Andanovic, il pallone che si alza, quel tanto che basta, supera la traversa, e questa è la reazione di Mario Rui. Il rinvio di Andanovic, l'anticipo su Elmas, poi Rachmani, intervento palloso sui danni, calcio di punizione con questa a Napoli, ancora 6 minuti da giocare, arriva il giallo. Andiamo Napoli, andiamo, cazzo. Non ho dubbi, ha fermato l'attaccante dell'Inter, il direttore di gara. Palla lunga a cercare di Lorenzo, Di Marco lo anticipa, colpo di testa col pallone che finisce in auto, rimane in zona d'attacco il Napoli. Ancora possesso Napoli con il movimento da parte di Mertens. Porca puttana. Ma andata voi, ma che cazzo?
Ma perché mi sono bloccato da solo? Mo? Che cazzo. Verticale, a cercare il movimento da parte di Petagna. Palla alla porta, rimane questo pallone, sta arrivando anche il Sabato. È fallo, porca. Dopo il primo intervento su Petagna, che adesso deve riprendere la sua posizione. Fabian lascia spirare il pallone che arriva dalla zona di Koulibaly. Siamo vicini alla metà del tempo di recupero. Fabian può... Mannaggia, chi te mu? 4 minuti e 10 da giocare. Rachmani, prezioso qui il lavoro da parte degli attaccanti dell'Inter che danno un po' di pressione e quindi rallentano l'azione del Napoli. Rendono più complesso il possesso degli uomini di Spalletti. Palla verticale a cercare Mario Rui, anticipato. Altro appoggio, insiste ancora. Mario Rui, vede Zilinski. Scala Skriniar per dare un po' di pressione. Il momento è portoghese, quindi Koulibaly, Anchissa sulla pressione di Dzeko, rischia qualcosa, 1 contro 2. Arriva Vidal, che strappa il pallone, ma c'è Rachmani che recupera. Poi Mario Rui, elegante. Vai, cazzo. Oh, fallo. Andiamo. A questo punto Koulibaly fa l'attaccante, Mario Rui fa l'esterno a sinistra che viene dentro. Mertens va all'arco a sinistra, cioè in questa rotazione il Napoli riesce a trovare comunque ordine. Abbiamo visto l'intervento di Satriani, diciamo per Dzeko di qualche istante fa, di paio di minuti fa, calcio di posizione per il Napoli. Ancora 3 minuti da giocare, siamo nel quinto di recupero. Occhio ai saltatori, Petagna, Koulibaly, Rachmani, Anchissa e poi un po' più defilati Fabian e Di Lorenzo. La battuta dentro a cercare una deviazione, palla messa fuori, colpo di testa. Vai, cazzo. E l'Inter può provare addirittura il contropiede, vediamo che arriva prima Ospina su questo pallone, anticipa Darmian, tanto posizione di fuori gioco di rientro da parte di Fabian, consenso per l'Inter, 2 minuti e mezzo da giocare, finale di intensità paurosa. Incredibile perché poi anche Sa e Koulibaly si sono ostacolati su quella palla che bastava a uno, il subentrante che chiama l'altro per andare a calciare. Ma non è uscito, non è ovviamente fuori gioco, è rimessa con le mani, segnata dall'assistente. Non cambia molto la sostanza, il possesso è sempre dell'Inter. Ci sono 2 minuti e 10 da giocare, 130 secondi. Dzeko allunga questo pallone, tocco di ritorno da parte di Satriano, il duello ancora con Koulibaly, che alla meglio non c'è fallo secondo l'arbitro che indica il pallone, le proteste dell'azzurre, Satriano prolunga questo pallone. Andiamo. Insiste ancora Anchissa, palla verso Elmas, la pressione di Di Marco, altro appoggio, nuova giocata verticale, spazza via, bastoni, senza fronzoli. Palla che finisce al primo anello rosso, nuova rimessa con le mani per il Napoli, 100 secondi da giocare, tocco verso Anchissa, 1 contro 1, Vidal va a prenderlo, ancora Di Lorenzo, insiste il Napoli, Zilinski sulla pressione di Marco, spazi stretti, Anchissa, vai. Tira, cazzo, mamma mia. Rachmani così, arriva comunque l'intervento che favorisce Anchissa da parte di Zilinski, mi toglie il pallone 99 del Napoli, che fa un numero povero. Vai! Ma che cazzo, Mario Rui! Mertens, cazzo, come cazzo ha sbagliato? Mannaggia. No, vabbè. Cazzo. Invece la devi strozzare di gol. Giocata monumentale di Anchissa. Mertens a porta sicura. Con conclusione che finisce alta di un soffio a un passo dal pareggio il Napoli. Andanovic è pronto per il rinvio, non ha esattamente fretta, mancano 40 secondi al termine dell'8° minuto di recupero, Valeri di facendo di battere però il rinvio profondo i tifosi dell'Inter che sono pronti a gioire. Il rinvio di Andanovic, il Napoli vorrebbe conquistarsi un ultimo pallone, il colpo di testa di Dzeko che prolunga, Di Lorenzo del duello con Gagliardini, Satriano può essere importante per guadagnare metri, Rachmani lo anticipa, ancora 20 secondi da giocare, Ospina, altro appoggio verso Mario Rui, la giocata verticale, il colpo di testa di Brozovic, non è finita ancora, Fabian, 10 secondi al 98esimo, Darmian allunga questo pallone, Petagna prova a tenerlo vivo, Napoli deve buttare un ultimo pallone in avanti, ci prova Mertens, ma arriva l'intervento che di fatto fischia la fine, è quello di Skriniar, triplice fischio di Valeri,
vince l'Inter per la prima volta uno scontro diretto in questo campionato, accorcia verso la meta della classifica. Il Napoli ci ha creduto fino al 98esimo, l'Inter però si gode 3 punti che possono essere fondamentali. Prego Sport. Con Team Vision puoi avere tutto Netflix, tutto Disney Plus, film, serie TV e calcio per tutta la famiglia. In promo a €29,99 al mese. E se sei cliente da Sonno Sky, passa a Team Vision. I primi 3 mesi di calcio te li offre Team nei negozi fino a 187. Sarà il Natale migliore di sempre. Dal 24 novembre, la serie evento in 6 episodi. Non puoi mancarla. Guardate a me. Ok, solo su Disney Plus. 21 ore dopo di partita termina, si ferma anche quella del Napoli. L'Inter prende 3 punti importanti per ricucire lo strappo e avvicinarsi alla meta della classifica, anche se il Napoli ha giocato la partita fino all'ultimo di enorme personalità, però l'Inter si gode questi 3 punti. Napoli che nelle ultime 2 partite ha subito 4 gol, uno in più di quelli delle prime 11 giornate. L'Inter che nei 2 scontri diretti con Milan e contro la squadra di Spalletti hanno comunque la sensazione di esserci più che mai in una sfida a 3 nella parte alta, altissima di questa classifica. Tanti episodi da vedere, da commentare, anche alcune situazioni da approfondire con Marelli, ma soprattutto il commento, le interviste. E allora, Giorgio Rossi. È successo davvero di tutto in questa partita, io credo che sarà difficile. Niente, l'Inter meno 4, vai giù. L'Inter a meno 4, ha vinto, a meno 4 da noi, a meno 4 dal Milan. Niente, è finita la live, vai giù, ci vediamo alla prossima live. Buonasera a tutti ragazzi, da Napoli 87, al di là del risultato, sempre forza Napoli. Ciao, vai giù, ciao a tutti quanti, alla prossima live, forza Napoli sempre, ciao, vai giù.